Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Riprendiamo l'edizione Clip Conversazioni Lavoro Impiego Pubblico 2022-2023 con la seconda nostra parte che appunto inizia in questo gennaio 2023. L'evento è trasmesso nel solito rimbalzo fra atenei, fra Udine, Palermo, Perugia e ovviamente Milano, dove abbiamo il Prof. Boscati che introduce l'argomento di oggi. Grazie, buon pomeriggio e ben ritrovati. Questo pomeriggio affronteremo un tema molto importante e molto caldo, il tema delle progressioni di carriera, già progressioni verticali, e li analizzeremo insieme a 3 amici e colleghi, anzi 2 amici, un'amica, 2 colleghi e una collega, dell'Università di Palermo, il professor Nicolosi e il professor Riccobono, e dell'Università di Perugia, il professore Preterotti. Dicevo, questo tema delle progressioni di carriera che analizzeremo nella prospettiva pubblico, quindi il settore pubblico, e un tema molto interessante, di cui anche recentemente si è occupata la Corte di Cassazione, che riguarda invece le progressioni nelle società partecipate, che come dire, si tratta di 2 temi molto importanti. Nel primo caso, il settore pubblico, la legge ha fatto un passaggio all'indietro, è ritornata in larga parte a quello che c'era prima del 2009, quindi con un Brunetta 2 che in buona sostanza ha modificato un Brunetta 1, e dove la contrattazione collettiva è intervenuta complicando, introducendo delle nuove disposizioni che sicuramente sul piano delle relazioni sindacali, ma questo è il mio parere, creeranno qualche tensione. Bisogna capire quale procedura l'amministrazione intenderà seguire, non perché ci sia un vincolo, ma perché c'è un problema di rapporti di fatto, credo, ma insomma non voglio ascoltare e non anticipare nulla. E il tema delle progressioni invece nelle partecipate, dove tutta la problematica che il professor Preterotti tratterà è relativa insomma, al fatto se ci deve essere concorso, nel concorso, selezione o non selezione, sono tutte queste bellissime problematiche. Ma, come dire, i lavori vengono aperti dal professore Alessandro Riccobono, professore dell'Università di Palermo, il quale insomma ci introduce al tema di oggi in maniera più dettagliata delle 3 cose che ho detto io in maniera molto sintetica, ma perché attendo insieme a voi di ascoltare i nostri relatori. Grazie, prego professore Riccobono. Bene, grazie. Naturalmente diciamo subito un ringraziamento sia al professor Boscati che alla professoressa Zilli per avermi coinvolto in questa seconda edizione dei seminari che ormai stanno diventando un po' un punto di riferimento per tutti gli studiosi del lavoro pubblico. Vado subito al tema. Progressioni di carriera tra pubblico impiego e società partecipate. Abbiamo scelto di mettere a confronto questi 2 modelli apparentemente molto distanti tra di loro per cercare di anche far emergere continuità, discontinuità nelle tecniche regolative, ma anche per vedere se ci sono delle linee di tendenza comuni sulle scelte che riguardano le politiche di selezione e di valorizzazione del personale in 2 contesti che sono permeati dall'interesse pubblico direttamente oppure in via mediata come nel caso delle società partecipate. Inverto l'ordine delle relazioni e quindi parto dalle società partecipate e voglio partire dalla sentenza appunto cui probabilmente faceva riferimento il professore Boscati, che è l'ultima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 35421 del 1 gennaio del 2022, che è una sentenza che finalmente prende posizione in maniera abbastanza netta sul problema dello svolgimento di mansioni superiori in via di fatto nelle società pubbliche e sul regime giuridico applicabile. Qui il tema è abbastanza noto. Si è a lungo dibattuto se gli avanzamenti nel caso di svolgimento di mansioni superiori dovessero essere assoggettati alla disciplina dell'articolo 52 del testo unico sul pubblico impiego, in una sorta di simmetria con le regole sul reclutamento che si applicano nelle società a partecipazione pubblica
e che richiamano ovviamente i vincoli di evidenza pubblica, neutralità, imparzialità e trasparenza, oppure se dovesse essere applicata la disciplina privatistica di cui all'articolo 2103. La Corte di Cassazione, insomma, porta avanti e sposa la linea per cui sono procedure privatistiche, dice sostanzialmente in assenza di una deroga espressa come quella che è prevista nel caso del reclutamento, le società, anche se hanno un capitale pubblico, rimangono società di diritto privato, quindi si applica l'articolo 2103 del Codice Civile e di conseguenza ovviamente il diritto alla promozione automatica del dipendente che svolga in via di fatto e continuativamente le mansioni superiori. Tra l'altro la Corte di Cassazione dice sotto questo profilo non ci sono delle ipotesi di contrasto o di distonie rispetto alla disciplina del reclutamento, perché questa disciplina privatistica di cui all'articolo 2103, anche se dovesse essere utilizzata in forma elusiva dei vincoli ovviamente di evidenza pubblica che condizionano la fase del reclutamento, avrebbe comunque la possibilità di essere intercettata attraverso dei rimedi. Rimedi sono quelli della responsabilità degli amministratori, che hanno il compito di perseguire politiche di contenimento dei costi del personale, quindi ovviamente una responsabilità anche contabile. E sul piano civilistico c'è il rimedio della frode alla legge che, diciamo, per quanto ovviamente di difficile applicazione, dà la possibilità ovviamente di intercettare eventuali comportamenti elusivi. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che ovviamente nelle partecipate lo svolgimento delle mansioni superiori, quindi l'accesso alla qualifica superiore, viene considerata, questo lo dice espressamente la Corte riprendendo un po' la giurisprudenza pregressa, considera un fenomeno non novativo, quindi è una mera modificazione del rapporto di lavoro, un cambiamento dell'oggetto del contratto. Non ci sono ovviamente discontinuità nel rapporto tra le parti nel vincolo negoziale. Ecco, questo mi sembra che sia il punto di massima distanza rispetto all'ordinamento del lavoro pubblico, perché nel lavoro pubblico diciamo è assolutamente noto, è consolidata la posizione, insomma è tetragona la Corte di Cassazione, ma anche la Corte Costituzionale ancora prima, nel equiparare le progressioni verticali ad una nuova assunzione. Quindi sul piano civilistico la Corte di Cassazione ci dice che è un fenomeno novativo. Dall'altro lato, essendo una nuova assunzione, va sottoposta alle regole e ai vincoli del concorso pubblico. Questo era l'assetto anche consolidato nel diritto positivo dal precedente testo dell'articolo 52,1b,1 del decreto 165 del 2001, Brunetta 1, come lo ha chiamato il professore Boscati, che prevedeva che per le progressioni verticali dovesse essere attivata la procedura concorsuale con la possibilità di una riserva in favore degli interni non superiore al 50% dei posti disponibili, sempre secondo l'orientamento anche qui della Corte Costituzionale. Lo scenario ovviamente è completamente cambiato, è stato stravolto dal decreto 80 del 2021, convertito nella legge 113 del 2021, il cosiddetto decreto reclutamento Brunetta 2, diciamo, se vogliamo utilizzare questa classificazione. In seguito agli impegni ovviamente presi sulla base del patto per la coesione e l'innovazione del lavoro pubblico, del PNRR, che insomma puntano alle politiche di valorizzazione del personale, ribadite anche ora di recente dalle linee guida sulla programmazione dei fabbisogni, che legano questo tema ovviamente anche al tema degli inquadramenti e quindi del passaggio alle famiglie professionali. Perché diciamo è stravolto l'assetto rispetto al passato e perché è interessante poi la comparazione con la disciplina delle società partecipate? Perché il modello concorsuale delle progressioni verticali viene sostanzialmente soppiantato da un nuovo modello, o meglio da due nuovi modelli, che sono quello delle procedure di progressione di carriera a regime e quello delle procedure di progressione verticale o di carriera di tipo transitorio di prima applicazione, che sono gestite sulla base della contrattazione collettiva nazionale e che poi sono sottoposte a confronto sindacale sui criteri a livello di singola amministrazione.
L'elemento comune è che queste due procedure non sono appunto più gestite su base concorsuale. La procedura a regime prevede una comparazione tra gli interni, c'è sempre la riserva ovviamente del 50% in favore degli esterni, per garantire ovviamente il rispetto appunto dell'articolo 97 della Costituzione. Dall'altro lato, le procedure gestite invece su base negoziale, quindi attraverso la contrattazione collettiva, nemmeno prevedono una comparazione, ma prevedono delle procedure meramente valutative. Allora, naturalmente tutto questo pone il dubbio sulla natura giuridica di queste progressioni verticali. Diciamo, è cambiato qualche cosa? Siamo sempre nell'assetto consolidato che le riconduce al regime pubblicistico, oppure dobbiamo in questo caso immaginare un traghettamento di queste procedure nel regime privatistico? Ovviamente i discorsi sono un po' diversi per le procedure a regime e per quelle di prima applicazione. Le procedure a regime in effetti hanno creato un'inversione di prospettiva rispetto a quanto avveniva in passato, perché queste nuove procedure a regime funzioneranno attraverso appunto una procedura a circuito chiuso a carattere comparativo che guarda un po' a criteri di tipo retrospettivi, cioè si basa sulla valutazione degli incarichi che hanno avuto i dipendenti, sulla assenza di procedimenti disciplinari, sulla valutazione, sono tutti dati che guardano al merito, ma in una prospettiva che guarda alla storia professionale del dipendente e alle competenze che ovviamente questi ha acquisito. Accanto e in modo parallelo, ma non necessariamente parallelo, possono anche procedere in tempi diversi, dovranno essere svolte delle procedure concorsuali aperte a tutti che si svolgeranno secondo un criterio che è appunto, quello previsto dall'articolo 97,4 della Costituzione. Diciamo che l'elemento di novità non è tanto il fatto che queste procedure possano andare su binari paralleli o anche su tempi diversi, perché in realtà la stessa Corte di Cassazione, anche qua con sentenze abbastanza recenti e riferite ovviamente al quadro normativo previgente, ha detto che nulla vietava alle pubbliche amministrazioni di fare due concorsi diversi, uno riservato agli interni e uno riservato, uno aperto al pubblico, per esigenze di economia organizzativa, cioè siccome le procedure per gli interni di solito si concludono prima, immettere in ruolo prima i dipendenti con una procedura riservata può essere un criterio che risponde a ragionevolezza e al buon andamento, facendo quindi due procedure separate. Il caso era quello dell'INAIL, che aveva un concorso dove gli esterni erano più di 1000 e invece gli interni erano circa un centinaio. L'elemento di novità rispetto al nuovo testo dell'articolo 52,1 bis non è questo, mi sembra che sia invece il fatto che appunto le procedure, ancorché distinte, sono procedure sostanzialmente diverse, cioè una è una procedura comparativa, riservata, chiusa, riservata agli interni con dei criteri già predisposti dalla legge, l'altra invece sarà ovviamente, per rispettare il vincolo dell'accesso all'esterno, una procedura concorsuale pura. E allora, domanda, siamo sicuri che questa procedura di progressione a regime che interesserà gli interni sia ancora da considerare una procedura pubblicistica? Io qualche perplessità ce l'ho e secondo me potrebbe trattarsi di una procedura, ormai da considerare una vicenda modificativa del rapporto di lavoro. So che questa mia perplessità, non è condivisa da molti, non è condivisa da Sandro Menardi, probabilmente forse nemmeno dal professore Boscati, perché alcuni sostengono che in realtà, essendoci l'articolo 52,1 che rinvia all'articolo 35 del testo unico sul pubblico impiego, dove appunto sono enumerati poi al comma 3 i principi di evidenza pubblica che devono appunto informare le assunzioni, di fatto sarebbe semplicemente una sorta di svarione. Quella comparazione di cui parla il 51,1 bis dovrebbe essere considerata in realtà un equivalente semantico della parola concorso. Però secondo me questo dato non è poi così dirimente e qui torna utile la disciplina delle partecipate, perché anche la disciplina delle partecipate nell'articolo 19 richiama il 35
del testo unico sul pubblico impiego, e dice che addirittura si applica direttamente l'articolo 35 che stabilisce principi, non ci parla di concorso, ci parla dei principi. E quindi sostanzialmente siamo nel campo delle partecipate, un articolo 35 i cui principi possono essere applicati nell'ambito di procedure che sono privatistiche sottoposte alla cognizione del giudice ordinario. Quindi, diciamo, io qualche dubbio me lo pongo. Dubbio che secondo me non si pone invece nelle procedure di prima applicazione o transitorie, non solo perché sono gestite su base negoziale, ma perché qui non c'è nemmeno la comparazione, siamo nel campo di procedure appunto di tipo valutativo. Ora, su queste procedure, poi vado chiudendo ovviamente perché la mia è solo un'introduzione, il discorso è un po' più articolato, perché al di là della natura giuridica di queste procedure hanno un problema più forte sul piano della legittimità costituzionale. Dubbio che invece non si pone, o comunque si pone in modo molto limitato rispetto alle procedure a regime, che comunque valorizzano il merito, hanno la garanzia esplicita dell'accesso dall'esterno. Che cosa va detto su queste procedure? Va detto che innanzitutto queste procedure sono figlie della delega che l'articolo 3 del decreto 80 conferisce alle parti sociali. Delega che è inserita solo in sede di conversione del decreto 80, quindi venne infilata, diciamo, un po' in sede di conversione per accontentare anche le pressioni sindacali, il cui obiettivo non è stato mai misterioso, cioè cercare di svuotare le aree più basse dei sistemi di classificazione per far transitare verso l'alto il personale che già svolge le mansioni in via di fatto. E però questa delega che cosa prevedeva? Prevedeva sostanzialmente la possibilità di effettuare una riclassificazione del personale, cioè dei rinquadramenti, anche in deroga al titolo di studio, valorizzando un'esperienza professionale minima non inferiore a 5 anni. Ora, io personalmente ritengo che se questa delega fosse stata, diciamo, attuata per come era scritta nella legge, quindi traducendo alla lettera il disegno della legge, sarebbe stata sicuramente incostituzionale, perché avrebbe operato una forma di trasposizione del tutto automatica dei dipendenti, quindi uno schiacciamento verso l'alto in forma totalmente automatica e quindi fondamentalmente contrario alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che invece sappiamo ci dice essere molto limitata la possibilità della deroga al principio del concorso pubblico, e che soprattutto ci dice che forme di riclassamento automatico, anche se gestite su base selettiva, non possono ovviamente soddisfare i criteri di eccezionalità per le deroghe all'articolo 97 della Costituzione. E allora ecco perché l'ARAN e le organizzazioni sindacali si inventano queste procedure verticali di prima applicazione, che sono, diciamo, un mezzo attraverso cui si attua la delega in maniera forzata, impropria, la contrattazione collettiva si appropria di una materia che non è negoziale, cioè quella del reclutamento fondamentalmente, se ragioniamo con le vecchie categorie, e crea questo percorso di tipo transitorio su base selettiva con deroga al titolo di studio e sulla base di una serie di criteri, diciamo, molti dei quali discutibili, un po' evanescenti, le competenze che, diciamo, potrebbero essere anche addirittura certificate dalla partecipazione ad un corso di formazione, come se la sola partecipazione bastasse per acclarare il possesso delle competenze o dalla valutazione, insomma, riferita al sistema di valutazione delle performance, che appunto danno ovviamente uno spazio che nel giro di qualche anno consentirà sostanzialmente a tutti i dipendenti di progredire. Dicevo che il problema fondamentale di questo meccanismo è se è un meccanismo costituzionalmente legittimo o meno, perché evidentemente rispetto alla versione della delega pura attua diciamo una parvenza di selezione ed una parvenza appunto di transitorietà. È difficile dirlo. Sicuramente un elemento che milita a favore della non illegittimità costituzionale è che anche per queste procedure deve essere garantito l'accesso dall'esterno in una misura non inferiore al 50%. C'è stato qualcuno che ha un po' scherzato su questo, dicendo siccome sono procedure che vengono finanziate con risorse non a valere sulle facoltà assunzionali, allora diciamo non le consideriamo assunzioni, non sono sottoposte a quello, ma in realtà
diciamo, anche le indicazioni che dà l'ARAN sono nel senso di riconoscere che pure le procedure di prima applicazione vanno assoggettate al principio della garanzia dell'accesso dall'esterno per almeno il 50% dei posti disponibili. I problemi sono legati soprattutto a due elementi invece, secondo me. Intanto l'orizzonte temporale, perché diciamo, rispetto al carattere una tantum delle procedure abbiamo i contratti collettivi che prevedono orizzonti temporali lunghi. Funzioni centrali ci dice che saranno utilizzabili fino al 31 dicembre del 2024, gli enti locali addirittura fino al 2025. Questo evidentemente sembra cozzare con quel principio di eccezionalità, perché darà in questo spazio di tempo a tutti i dipendenti la chance di conseguirsi la progressione verticale. Tanto più che l'ARAN, in maniera anche diciamo un po' impropria, negli orientamenti applicativi condivisi con la Ragioneria dello Stato e il Dipartimento della Funzione Pubblica, dice: durante questo periodo fatevi soltanto le procedure transitorie di prima applicazione, sono inibite quelle a regime tranne che per le elevate professionalità, cosa che ovviamente non ha valore vincolante e che consente invece alle amministrazioni di gestire, ove ne abbiano interesse, e il problema è che ovviamente ci saranno pressioni sindacali immense perché si gestisca tutto su base contrattuale, a farsi quelle a regime. Noi per esempio all'Università di Palermo, ma non abbiamo ancora il contratto sottoscritto, stiamo facendo le verticali a regime prima ancora che si apra lo spazio per quelle transitorie. Quindi orizzonte temporale molto lungo, primo dubbio. Secondo dubbio ovviamente il titolo di studio, perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale anche su questo, diciamo, è un po' rigida, nel senso che la possibilità di accedere senza il titolo di studio alla posizione superiore consente a chi non ha il requisito per l'accesso dall'esterno di essere preferito a parità di condizioni rispetto a chi invece accede dall'esterno all'esito di un concorso pubblico. Devo però dire che c'è anche una sentenza abbastanza recente, relatrice Silvana Sciarra del 2020, che invece proprio sul requisito del titolo di studio, lì era una disposizione della finanziaria del 2018 a proposito del concorso per dirigenti diciamo responsabili all'interno del comparto scuola, con una norma che prevedeva la possibilità di surrogare il titolo di studio con un'esperienza triennale, dice vabbè, insomma, ci possono essere dei casi in cui una tantum possiamo valorizzare l'esperienza professionale e quindi chi non ha il titolo di studio può comunque partecipare al concorso e quella disposizione viene giudicata legittima. Quindi evidentemente, insomma, abbiamo un quadro che è abbastanza complesso. Al di là del diritto, però, c'è una valutazione, secondo me, di fondo, e chiudo veramente, e cioè che questo sistema è comunque un sistema che viene partorito all'esito di un compromesso che nasce sulle ceneri della pandemia, che è un po' ormai diventato, come qualcuno l'ha definito, il pettine della storia. È un assetto che in qualche modo accontenta tutti, che ha il consenso di tutti gli attori istituzionali e che secondo me difficilmente, nonostante tutti questi profili di criticità, verrà smantellato. Vi ringrazio, spero di non aver preso troppo tempo e passo la parola alla professoressa, amica e collega Marina Nicolosi. Buonasera a tutti, grazie Alessandro per l'introduzione, grazie all'organizzazione per l'invito e anche per la scelta dell'argomento. Mi sembra che fosse arrivato un po' il tempo di dedicare un momento di riflessione autonoma alle progressioni di carriera dei dipendenti pubblici, da troppo tempo affrontate come argomento di nicchia in posizioni ancillari rispetto ad aree tematiche più ampie. Come banco di prova del riparto di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 165 del 2001, come arcipelago del reclutamento e gemelle appunto delle assunzioni, come necessario corollario della disciplina delle mansioni, dell'inquadramento e dello ius variandi. La materia da tempo è afflitta da un problema di inquadramento sistematico, lo accennava Alessandro, io vorrei proprio partire da questo, dapprima sottratte all'area del diritto pubblico e ricondotte al regime e alla disciplina del diritto privato, poi al contrario trattenute nell'area del diritto pubblico, anche secondo me, anticipo, adesso un po' transitate nell'area del diritto privato.
Questo movimento pendolare, tra l'altro, si riflette sull'evoluzione della disciplina, che ha subito modifiche ad ogni tappa della privatizzazione e ad ogni riforma del lavoro pubblico, ed è anche sintomatico di una problematica tensione, ne ha parlato Alessandro Ricobono in uno scritto recente, tra due opposte ma altrettanto condivisibili esigenze, cioè se rinnovare l'organico delle pubbliche amministrazioni mediante il reclutamento dall'esterno, prelevando leve più giovani, quindi più flessibili, ovvero al contrario rinnovare l'organico mediante la valorizzazione delle risorse, delle professionalità già esistenti, anche con lo scopo di motivare il personale e di premiare i talenti anche in chiave di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa. Per carità, è un dilemma che non è tipico del rapporto di lavoro pubblico, perché in verità è tipica di ogni organizzazione del lavoro, soltanto che nel pubblico impiego la dinamica è stata, questa dialettica è stata enfatizzata da almeno due fattori: dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza delle alte corti. Animate tra l'altro da contrapposti interessi. La Corte Costituzionale, prevalentemente, cui si è poi piegata anche la Corte di Cassazione, ovviamente desiderosa di riempire le aree più levate con leve reclutate dall'esterno. Al contrario, la contrattazione collettiva animata dall'esigenza di valorizzare appunto le professionalità interne anche per mantenere il consenso dalla parte. Ne è scaturita una incomprensibile ed irrazionale divaricazione del regime giuridico di due fenomeni che sono sostanzialmente analoghi: progressioni verticali e progressioni orizzontali sono accomunati da un'unica natura e da una stessa entità. Sono inquadrabili come vicende modificative del rapporto di lavoro, sono orientate a premiare entrambi i talenti e le professionalità migliori secondo criteri meritocratici. Conterei di descriverla questa evoluzione legislativa soffermandomi in particolare sulla contrattazione collettiva e partirei dalle progressioni verticali. Storicamente nel testo unico del 57 e poi nella legge dell'83 le carriere dei dipendenti pubblici si sviluppano in ragione dello status giuridico, acquisito peraltro a seguito di atto unilaterale che ne avesse determinato la posizione e la qualifica professionale e in ragione di questi anche il trattamento economico. L'atto unilaterale di modifica delle mansioni avrebbe inciso direttamente sull'organizzazione dell'amministrazione e avrebbe assunto conseguentemente rilevanza pubblicistica, perché appunto avrebbe modificato lo status precedente ma anche la struttura dell'organizzazione. Sarebbe stato pertanto insindacabile se non per violazione di legge e per eccesso di potere. Poi emerge un altro fattore che credo abbia condizionato profondamente l'evoluzione della disciplina delle progressioni verticali in particolar modo, e cioè il nesso tra progressioni verticali o tra le aree e pianta organica. Questo nesso si evolisce con la sostituzione della pianta organica con la dotazione organica ed è destinato a tramontare definitivamente con la quanto mai opportuna introduzione nel 2017 del piano triennale del fabbisogno del personale. Questo documento ha una proiezione temporale molto ampia, un triennio, ma può essere rivisto annualmente ed è totalmente svincolato dal disegno di rigide mappe organizzative. Deve essere al contrario calibrato sulle competenze tecniche, sulle capacità e sulle attitudini che deve possedere il personale assegnato ai servizi dedicati all'utenza. La privatizzazione con l'articolo 68, che poi diventerà l'articolo 63 del decreto legislativo 165 del 2001, separa le progressioni verticali dalle nuove assunzioni e attribuisce le relative controversie alla cognizione del giudice ordinario. Fa da pendant a questo articolo 63, a questo articolo 68, anche l'articolo 56 del decreto legislativo 2993, che poi diventa il 52, nel senso che nel definire le mansioni che possono essere assegnate al dipendente pubblico fa riferimento anche alle mansioni che vengono conseguite a seguito di sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. Questa formula
viene immediatamente interpretata dalla contrattazione collettiva come un'abilitazione ad individuare procedure selettive alternative al concorso, comunque più snelle e più rapide, e a considerare le progressioni verticali come vicende modificative del rapporto di lavoro, tra l'altro collegate ad una anzianità di servizio e a positive valutazioni annuali del rendimento individuale. La vicenda dunque resta viene collocata nell'area del diritto privato, la cognizione viene in prima battuta assegnata al giudice ordinario. Naturalmente questo orientamento si scontra sin da subito con la posizione irremovibile della Corte Costituzionale, storicamente diciamo, orientata ad affermare il principio opposto. In realtà l'accesso alla area o qualifica superiore comporta l'accesso a un nuovo posto di lavoro, dunque deve essere sottoposto alle regole del concorso pubblico e con la conseguente devoluzione della materia al giudice amministrativo. Anche al fine di adeguarsi a questo orientamento della Corte Costituzionale, una prima modifica rilevante si verifica appunto con il decreto Brunetta. Il decreto Brunetta esplicitamente cambia la formula dell'articolo ormai 52 del 2001 e sostituisce lo sviluppo professionale con un riferimento esplicito all'articolo 35,1 lettera A del 105. Detta poi una disciplina esplicita all'articolo 24 del decreto legislativo 150, dove esplicitamente ancora le progressioni verticali al pubblico concorso. La materia dunque ritorna nella dimensione pubblicistica, la relativa e le relative controversie vengono definitivamente attratte dalla giurisdizione amministrativa. Una prima breccia a questo aspetto apre la riforma Madia, appunto la ricordava Alessandro, con una percentuale molto risicata, 20%, che poi diventa del 30%, e per un arco temporale limitato, da prima fino al 2020, poi fino al 2022, con l'obiettivo di rivitalizzare progressioni bloccate per molti anni. La riforma Madia introduce una modalità selettiva, non più concorso, mantiene fermo però il tipo di studio. La selezione si svolgerà attraverso prove volte ad accertare la capacità di candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita per un triennio, i risultati conseguiti e l'aver superato precedenti selezioni costituiscono dei titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore. Preciso che il 20% erode altresì la quota di riserva del 50% che governava il procedimento a regime introdotto dalla riforma Brunetta. Ancora in vigore il modello transitorio proposta come mera facoltà dalla riforma Madia, interviene il decreto reclutamento. Non mi soffermo sul decreto reclutamento, le finalità sono note, diciamo, rispondono ad un complessivo ripensamento del nesso tra modalità di selezione del personale e crescente complessità delle funzioni amministrative. L'obiettivo è di impedire che il reclutamento di nuove risorse, ovvero l'allocazione di quelle già in forza, si riduca in un mero processo sostitutivo senza realizzare quell'accrescimento del sostrato qualitativo dell'organizzazione che l'amministrazione richiede. In quest'ottica l'articolo 3 interviene a gamba tesa sull'articolo 52,1 e stabilisce che, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno, le progressioni tra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni di servizio, sull'assenza di procedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli che sono previsti per l'accesso dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Senz'altro un legislatore diverso. Ora mi pronuncerò anch'io su quanto ha anticipato Alessandro Riccobono. In ogni caso questo legislatore del decreto reclutamento vuole abbattere la assimilazione tra progressioni verticali
e nuove assunzioni. E anche io sono convinta che si tratti di una formula compromissoria anche per dare conto alle istanze corporative probabilmente disorientate dai nuovi ingressi dovuti all'intensificazione delle risorse economiche destinate alle nuove assunzioni, ma anche alle stabilizzazioni. Il giudizio però per quanto mi riguarda nel complesso è positivo perché effettivamente la riforma restituisce coerenza sistematica tra le due tipologie di progressioni, avvicina anche pubblico e privato, ma libera soprattutto il dirigente dalla iperregolazione e dalla morsa del concorso pubblico, riconoscendogli il potere discrezionale di promuovere i migliori e sollecitare in tal modo anche un maggiore impegno da parte del restante personale. Anche io ci rifletto sulle ricadute di sistema, nel senso che mi chiedo se un giorno si possa arrivare a configurare un diritto soggettivo da valutare del pubblico impiegato a progredire, da valutare in virtù dei canoni di correttezza e di buona fede, di adeguatezza e di ragionevolezza, sul cui sindacato probabilmente potrebbe pronunciarsi il giudice ordinario. Sono un po' meno avvilita dai rischi e dal timore che in realtà si verifichino dei sovrainquadramenti generalizzati di intere categorie di dipendenti, per lo più in relazione al criterio dell'anzianità di servizio. Il test per verificare se questo rischio è concreto oppure inventato va fatto secondo me rispetto ai due fattori che caratterizzano la storia delle progressioni verticali, e quindi la giurisprudenza della Corte Costituzionale e perché no la contrattazione collettiva. Sulla giurisprudenza premetto gli elementi di rottura col passato sono certamente la procedura comparativa in luogo del concorso pubblico, ma anche i criteri in relazione ai quali va fatta la procedura, va svolta la procedura comparativa, in linea di continuità con il passato, seppure con un paio di precisazioni che farò dopo. Invece la quota di riserva rivolta all'esterno. Procedura comparativa in luogo del concorso pubblico. Qua la picconata al concorso pubblico che aveva ospitato anche il professore Zoccoli di recente si è verificata. Probabilmente si tratta diciamo di una proiezione del complessivo ridimensionamento della centralità del concorso pubblico, su cui mi soffermo poco perché già gli studi brillanti raccolti negli scritti della precedente edizione di questi seminari ne hanno dato ampiamente conto. Però è vero che i concorsi sono rarefatti, rigidi, sono prevalentemente orientati ad accertare il livello di conoscenza teorica delle materie contemplate dal bando, ripropongono rigidi formalismi con l'obiettivo di difendersi dallo scrutinio degli esclusi, ovvero delle corti alle quali gli esclusi si rivolgono, ma con l'effetto di amplificare le occasioni di contenzioso. E resta comunque il problema della Corte Costituzionale, su cui sarò veloce. Sul vincolo del concorso la Corte è irremovibile, le sue argomentazioni sono state definite strabiche, eccessive, perniciose, inutili, ma tant'è. In nome del criterio meritocratico, anche con l'obiettivo di contrapporre merito ad altri criteri selettivi, rapporti di fiducia o di affinità politica, favoritismi di tipo sindacale o clientelare, la Corte Costituzionale ha bocciato progressioni di carriera generalizzate o automatiche, promozioni basate sul mero criterio dell'anzianità di servizio, lo accennava Alessandro, progressioni riservate a personale privo del titolo di studio richiesto, oppure selezioni riservate integralmente a personale interno. Certo, la procedura comparativa non è un concorso, però la Corte Costituzionale ne ha ammesse deroghe al pubblico concorso, soprattutto in presenza di interessi pubblici altrimenti non realizzabili e a condizione che venissero offerte adeguate garanzie sulla qualità e sulla competenza del personale da assumere.
La procedura comparativa non è concorso perché, a differenza del concorso, le regole astratte non individuano i requisiti per parteciparvi, non è detto che analiticamente individui il tipo di prove cui deve essere esposto, a cui deve sottoporsi il candidato, soprattutto con riferimento al colloquio, di cui di norma si definisce oggetto e finalità. Impongono le regole del concorso pubblico alla Commissione una valutazione comparativa dei partecipanti tramite attribuzione dei punteggi ed in virtù di questi impongono la formulazione di una graduatoria definitiva e finale. E certo la procedura comparativa questo non lo prevede, anche se riassume la sostanza del concorso, perché effettivamente si conclude, la procedura dovrebbe concludersi con l'individuazione di un candidato sorretta da adeguata motivazione e spieghi perché quel candidato è stato preferito a questo o a quell'altro. Sulle modalità della comparazione soccorre la giurisprudenza contabile, che appunto ha precisato che la comparazione richiede un confronto tra i curricula dei candidati e che non necessariamente questa comparazione questo confronto deve essere accompagnato da un colloquio. Il colloquio può ben colmare qualche lacuna magari che è emersa dalla lettura del curriculum, ma non è indispensabile. E qua sono d'accordo con il professore Boscati, mi pare un po' improbabile che le amministrazioni si autovincolino a prevedere degli step ulteriori rispetto alla mera comparazione dei curricula. Ci abbiamo provato con le progressioni verticali dell'Ateneo di Palermo, abbiamo introdotto il colloquio, ma le parti sindacali hanno mostrato adeguata resistenza e d'altronde devo dire il testo normativo non lo prevede e ne sarebbe penalizzata la celerità e la semplificazione voluta dalla legge. Dico poco sulle quote riservate, il limite massimo del 50% per gli interni è previsto dalla Corte Costituzionale, che lo interpreta come un momento di sintesi tra quella tensione dialettica tra esigenza di reclutare dall'esterno e invece valorizzare le professionalità interne. Certo, è una quota percentuale più ampia rispetto a quella che era stata introdotta dalla riforma transitoria Badia, e tra l'altro non è nemmeno troppo chiaro il tipo di calcolo, se cioè il massimo del 50% debba essere calcolato sull'intere sul numero di posti interamente disponibili al concorso per l'esterno, oppure se vada calcolato per area oppure per categoria. Certamente la funzione pubblica invece ha chiarito che diciamo, nella quota da destinare all'esterno vanno sottratte, sicuramente non incidono, le stabilizzazioni e i processi di mobilità. Ritengo comunque che l'esatta individuazione nei limiti massimi del 50% potrebbe derivare da un buon uso del piano del fabbisogno del personale, ma anche del PIAO, perché il PIAO diventa appunto una funzione nuova, quella di definire una opportuna strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, e dunque è verosimile che lì, in quella sede, le pubbliche amministrazioni stabiliscano quanti posti dedicare all'esterno tramite concorso, quanti posti destinare invece alle risorse interne. Certo, è chiaro che il testo normativo a questo punto abilita due procedure separate, ma io su questo non mi scandalizzerei nemmeno più tanto, anche perché sono profondamente convinta che il tipo di verifica condotta tra un interno e invece un esterno debba essere una verifica profondamente diversa. Per certi aspetti quella rivolta al candidato interno può essere ancora più pignola, ancora più analitica, se è vero che di questo candidato interno si conoscono già alcuni dati, e vado infatti immediatamente a valutare i requisiti della procedura comparativa.
operativa. La riforma fa riferimento alla valutazione individuale degli ultimi 3 anni, che certamente accende una lampadina sulla storia professionale del candidato interno, sempre che naturalmente la valutazione sia stata condotta con criterio e con giudizio e non si sia ridotta ad un mero adempimento burocratico. Molto opportuno il riferimento ai titoli e alle competenze professionali, che devono essere, per quanto riguarda i titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso. Lo ricorda un parere della funzione pubblica del 2022 che vede in questo carattere ulteriore dei titoli di studio un'adeguata garanzia affinché il candidato interno effettivamente manifesti e possegga l'adeguata professionalità per svolgere le mansioni del superiore inquadramento. Opportuno il riferimento ai titoli di studio ulteriori, anche perché può fungere da stimolo per il dipendente pubblico al fine di incrementare il bagaglio culturale e professionale, anche eventualmente rivolgendosi alla formazione universitaria o post-universitaria. Altrettanto adeguato mi pare il riferimento alle competenze, anche perché si tratta di questa formula innovativa su cui voglio ritornare più avanti, che appunto accende un'ulteriore luce su alcune caratteristiche dell'interno che hanno a che fare con le conoscenze, con le capacità logico-tecniche, comportamentali e relazionali, che contribuiscono al giudizio sulla idoneità allo svolgimento delle mansioni del superiore inquadramento, sempre che naturalmente le commissioni siano adeguatamente composte da commissari che siano idonei e capaci a svolgere questo tipo di verifica, e certo su commissioni per avanzamenti di carriera all'interno delle pubbliche amministrazioni nutro qualche dubbio, perché molto spesso quelle commissioni contemplano commissari molto più sensibili ad ascoltare le cosiddette voci dentro. Più realistico ancora il riferimento ad incarichi, a quantità e qualità di incarichi rivestiti, il che però richiamerebbe le pubbliche amministrazioni ad un esercizio di grande responsabilità nel selezionare quegli incarichi che davvero dicono qualcosa sulle abilità del candidato interno a svolgere le mansioni superiori. Non ho molto da riportare sulla contrattazione collettiva della tornata contrattuale 2019-2021, nel senso che mi pare che si sia fedelmente appiattita alla disposizione normativa. Sono state previste le 4 aree che sono diventate 5 perché è stata implementata l'area delle elevate professionalità, dove non era stata contemplata, dove ancora non era stata contemplata. Ogni area prevede le consuete declaratorie professionali. All'interno della stessa area sono previste invece le famiglie professionali, su cui torno tra poco. Tutti i comparti hanno allegato alla contrattazione collettiva rinnovata tabelle di equiparazione. Ogni tabella realizza una trasposizione automatica che sancisce la corrispondenza tra le aree del precedente sistema di classificazione e le prime 3 aree di nuova istituzione. La progressione tra le aree è fedele. Mi ha colpito invece la disciplina esplicita che riguarda i sorti del rapporto di lavoro una volta che il dipendente si è inquadrato nell'area superiore, che smentiscono definitivamente e radicalmente il rinvio che aveva raccontato Alessandro Riccobono nell'introduzione all'istituto della novazione oggettiva. Tutti i comparti, quindi funzioni centrali, funzioni locali e sanità, disciplinano e dispongono che il dipendente che avesse superato la procedura comparativa deve continuare a godere delle ferie non godute, non perde paria la retribuzione individuale di anzianità e soprattutto è esonerato dal periodo di prova, e questo mi pare che abbandoni definitivamente induca ad abbandonare definitivamente una azione
tra nuovo inquadramento e instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Lo aveva già segnalato il professore Garilli in un bellissimo scritto pubblicato su LPA, mi pare nel 2003. Anche allora alcuni, non tutti, i contratti collettivi avevano previsto una disciplina per il nuovo inquadramento. Difficile formulare un giudizio altrettanto sereno invece sul sistema di prima applicazione. L'ha ricordato Alessandro Riccobono: in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno 5 anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. È il testo del comma 1 bis dell'articolo 52. È vero che il regime è transitorio e non può riguardare la quarta area, quella delle elevate professionalità, e devo dire che non è la prima volta che accade, perché un meccanismo simile era già stato concepito nella tornata 2006-2008. Io direi che potrebbe rispondere ad un'esigenza condivisibile, in quanto è naturale che, dovendo riadattare l'ordinamento professionale, possa emergere la necessità ravvisata dalle pubbliche amministrazioni di sanare anomalie ed eventuali divergenze che siano scaturite da pensionamenti, blocchi delle assunzioni, blocchi del turnover, e che abbiano indotto eventualmente le pubbliche amministrazioni a ricorrere all'istituto dell'assegnazione a mansioni superiori, che tra l'altro nel settore pubblico riceve espone a responsabilità risarcitorie molto stringenti. Così avevo interpretato il riferimento a quel inciso effettivamente utilizzate. Mi era sembrato appunto che si trattasse di una sorta di sanatoria. Il rischio qual è? Lo ha rappresentato prima Alessandro Riccobono: massicci transiti su aree più elevate, per lo più in virtù dell'anzianità di servizio, lasciando scoperte le aree più basse. Il riclassamento automatico però non si è verificato. La tornata 2019-2021 non si è limitata ad introdurre tabelle di corrispondenza, ha in realtà introdotto questa procedura valutativa, che non è però procedura comparativa. Procedura valutativa è una mera verifica sulla rispondenza dei requisiti agli eventuali avvisi o bandi per procedere a questo primo inquadramento. Le prove, diciamo, ammesse alle procedure, sono ammessi alle procedure valutative quei dipendenti che rispondano ai requisiti previsti nella tabella 3 di corrispondenza. La tabella deroga ampiamente ai titoli di studio, perché è prevista un'alternativa: titolo di studio e 5 anni di permanenza nella qualifica di provenienza, oppure mancanza di titolo di studio ma 10 anni di permanenza nell'area precedente. Quindi il requisito dei 5 anni è stato innalzato da 5 a 10 qualora manchi il titolo di studio. Faccio un esempio: per accedere da assistente all'area superiore dei funzionari, dove per i funzionari è previsto il requisito della laurea triennale o magistrale, se non hai la laurea magistrale devi essere stato assistente per almeno un decennio. Imbarazzante il problema della deroga ai titoli di studio. Premetto che, insomma, la letteratura scientifica offre un clima culturale un po' più possibilista, un po' più laico rispetto ai titoli di studio. Molto spesso si fa riferimento all'inopportunità di soffermarsi sul livello della laurea, preferendo invece titoli di studio con impianti curriculari o contenuti formativi più coerenti con le mansioni che devono andare a svolgere.
In linea generale si auspica diciamo, un maggiore raccordo col mondo della formazione universitaria affinché l'università si faccia carico di individuare percorsi di studio destinati a formare dipendenti pubblici, quadri, funzionari, quanto mai più possibile competenti e adeguatamente istruiti. In generale però credo che questo impallidimento della importanza dei titoli di studio stia risentendo un po' del passaggio dal sistema delle conoscenze al sistema delle competenze. Da tempo anche nel settore pubblico si discute sull'opportunità di implementare il sistema delle competenze. Diciamo, l'argomento è di grande attualità anche perché in virtù dell'articolo 28 del decreto legislativo 175 del 2001 sono state varate le linee guida per l'accesso alla dirigenza che molto spazio dedicano alle competenze. Anche il piano nazionale, anche il PNRR fa molta leva sul sistema delle competenze nel presupposto che solo attraverso un riconoscimento delle competenze si possa avere una effettiva diciamo, pianificazione strategica del personale in quanto le competenze metterebbero i comparti anche nelle condizioni di poter più agevolmente dialogare tra di loro, al punto da affiancare il portale unico del reclutamento con una sostanziale mappatura delle competenze al momento esistenti nelle pubbliche amministrazioni. I tempi sono lunghi e certo ho raccolto opinioni molto critiche perché il riferimento alle competenze rischia, se non adeguatamente verificato, di autorizzare effettivamente selezioni al ribasso. Guarderei piuttosto i requisiti che a questo punto la contrattazione collettiva, scusate, gli elementi di giudizio che vengono presi in considerazione dalla contrattazione collettiva per condurre la procedura valutativa. Riferimento all'esperienza maturata nell'area di provenienza, titolo di studio e competenze professionali. La contrattazione integrativa può modificare le percentuali e quindi i pesi i punteggi da assegnare ai tre requisiti devono essere del 25%, mi pare del 20% come minimo per tutti e tre uguali, però è chiaro che il rischio che venga amplificato il requisito dell'esperienza e dunque dell'anzianità di servizio esiste. Sarò rapidissima sulle progressioni orizzontali, anche perché le stesse non hanno sollevato lo stesso problema di inquadramento sistematico delle progressioni verticali. Non hanno tra l'altro subito la stessa assimilazione alle nuove assunzioni, dunque sono state liberate dal concorso pubblico e le relative controversie sono state definitivamente con la privatizzazione devolute al giudice ordinario. Va premesso che nei sistemi della prima privatizzazione si era ipotizzato anche per le progressioni orizzontali un sistema premiante mediante incrementi retributivi senza alcuna modifica delle mansioni e con carattere meritocratico. In realtà la contrattazione collettiva 2006-2009, peraltro contraddicendo il documento sulle priorità di quella contrattazione collettiva, ha trasformato i differenziali stipendiali in vere e proprie livelli di inquadramento professionale, instaurando delle relazioni gerarchiche tra personale che fosse inquadrato nel livello economico superiore e personale del restante del livello economico inferiore. E di questo si è accorta la relazione della Corte dei Conti sul costo del lavoro pubblico per l'anno 2010 e subito interviene la Corte Costituzionale che impone il principio di selezione.
selettività, principio di selettività che viene introdotto definitivamente con la riforma Brunetta, che esplicitamente dice che la progressione verticale, scusatemi, la progressione orizzontale deve essere riconosciuta ad un numero limitato di dipendenti. Dopo la legge 113 del 2020, del 2021, le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Non ritrovo più la precisazione che la quota deve essere limitata. In ogni caso è richiesta una procedura selettiva. I parametri introdotti dalla contrattazione collettiva nella tornata 2019-2021 riguarda le medie delle ultime 3 valutazioni individuali annuali conseguite, l'esperienza professionale maturata e ulteriori criteri che facciano riferimento appunto al bagaglio culturale e anche ai percorsi formativi previsti dalla contrattazione collettiva. La contrattazione integrativa è chiamata altresì a realizzare la ponderazione dei predetti criteri, qua però alla esperienza professionale non può essere assegnato un peso superiore al 40%. Le progressioni continuano ad essere finanziate con risorse dei contratti, con il fondo risorse delle entrate e continua l'articolo 40 bis, comma 3, ad imporre alle pubbliche amministrazioni che invino al MEF le informazioni necessarie sul costo della contrattazione integrativa, sono vincolate a precisare se siano stati rispettati criteri di selettività, premialità e merito. Mi fermo qua perché temo di aver raggiunto il tempo a mia disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie alla professoressa Nicolosi per la sua bellissima relazione in continuità con la bellissima introduzione del professor Riccobono, che ha, come dire, ha lanciato qualche provocazione e alcuna, magari alla fine se rimane tempo qualcuna la raccolgo e ci ha dipinto insomma questo scenario significativamente mutato, soprattutto le progressioni di carriera, perché giustamente per le orizzontali meno è cambiato, anche se lì immagino insomma, che qualche problemino potrà emergere, soprattutto nella misura in cui diciamo, la vecchia progressione me la mantengo come persona, come differenziale stipendiale riassorbibile, cioè vedremo lì insomma come procederà, perché insomma non credo che tutti saranno contenti, perché la domanda è molto, molto banale, mi scuso per la banalità della domanda, ma a quel punto che se è veramente così, che interesse ho a fare la progressione, però mi taccio perché non voglio togliere neanche un ulteriore secondo al professore Preterotti, che ringrazio anche lui, come ringrazio il professor Riccobono, la professoressa Nicolosi, e gli cedo immediatamente la parola. Grazie. Ringrazio davvero molto i responsabili scientifici di questi cicli seminariali, il professor Alessandro Boscati e Anna Zilli, così come ringrazio sentitamente il coordinatore di questa sessione, il professor Alessandro Riccobono, per il gradito invito. Ma veniamo al tema di cui devo occuparmi, che mi ricorda l'immagine in realtà di un Giano bifronte, dove i due volti sono indicativi della natura privatistica del soggetto da un lato e degli interessi pubblici coinvolti dall'altro lato, tanto che gli interventi normativi in materia di gestione del personale della società a controllo pubblico sono stati accomunati da 2 obiettivi: il contenimento della spesa pubblica, senz'altro, e l'incremento della trasparenza. Esigenza questa recepita, come noto, prima dall'articolo 18 del decreto legge 112 del 2008, che ha introdotto appunto la regola, l'obbligo di una procedura di reclutamento per l'assunzione del personale, e successivamente dall'articolo 19 del decreto legislativo
175/2016, cosiddetto testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, normativa tuttora in vigore e con la quale siamo tenuti a confrontarci. Ora, il problema è che il testo unico sulle partecipate non contiene alcuna espressa previsione in materia di progressione del personale. E per tale ragione si discute molto sulla disciplina applicabile, anche se va detto, come giustamente anticipato, la recente sentenza della Cassazione, la sentenza numero 35.421 del 1° dicembre del 2022, pare abbia voluto porre la parola fine. Ad ogni modo, prima di procedere con l'analisi della tematica specifica degli avanzamenti di carriera, è necessario, sia pur brevemente, chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 19 di questo testo unico, perché il dubbio sulla applicabilità o meno alle professioni della normativa speciale del testo unico, piuttosto che della normativa generale del lavoro subordinato, riguarda solo alcune società partecipate e non tutte. Ebbene, è testualmente previsto, infatti, dall'articolo 19 che le regole speciali di cui andremo a parlare, e quindi su cui ci soffermeremo, sono applicabili solo ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ossia quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo. Viene in questo modo in sostanza superata, nell'ottica di una semplificazione, di una razionalizzazione del sistema, la distinzione contenuta nell'articolo 18, nella precedente disciplina, tra società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo. Quali sono le società a controllo pubblico? Sono quelle caratterizzate, del resto come previsto dal Codice Civile, dal 2359 del Codice Civile, quelle caratterizzate da una partecipazione della pubblica amministrazione molto forte, davvero forte, teso che in esse la pubblica amministrazione detiene la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o comunque esercita un'influenza dominante sulla stessa società in forza dei voti di cui dispone, di vincoli contrattuali, di vincoli statutari, di vincoli parasociali, poco importa. Può sussistere il controllo, sia ben chiaro, anche quando in applicazione di norme di legge o di regole statutarie e patti sociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso di tutti, quindi il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Allora, se questa è la definizione, tra le società a controllo pubblico, così intese, pare possano comprendersi anche quelle strumentali e le società in house, proprio perché caratterizzate da un controllo analogo. Pensiamo alla Cotral che opera nella regione Lazio, pensiamo Italia Lavoro SPA che opera nell'ambito del Ministero del Lavoro, pensiamo a Invitalia SPA del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre sembra restino escluse le società meramente partecipate dall'amministrazione pubblica che non sono soggette al controllo pubblico della medesima e anche, questa è una deroga molto importante, le società quotate, vista l'espressa previsione contenuta nell'articolo 1 del testo unico sulle partecipate. Ci si è domandati anche se questa disciplina sul reclutamento possa riguardare, oltre che i contratti a tempo indeterminato, anche i contratti a tempo determinato. Ma la risposta potrebbe essere senz'altro positiva se noi andiamo a leggere la rubrica dell'articolo 19 dedicata al reclutamento del personale. Questa rubrica, ma anche i contenuti dell'articolo 19, non distinguono tra quello a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato. Del resto,
mi pare che in questo senso si muova la giurisprudenza sinora intervenuta. Ma veniamo adesso alla regola speciale che qui interessa, che occorre sviscerare il più possibile per capire la portata, senz'altro, e per capire se questa risulti o meno applicabile agli avanzamenti di carriera. Se noi leggiamo l'articolo 19,2, questo articolo testualmente prevede che le società a controllo pubblico stabiliscono con propri provvedimenti, quindi da intendersi propri regolamenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, ma anche dei principi che vengono elencati nel comma 3 dell'articolo 35. Peraltro, la norma cura anche di precisare che il suddetto articolo 35,3 trova attuazione diretta, non più mediata, qualora le società partecipate non abbiano predisposto questi regolamenti e quindi le procedure selettive in questione. Ora, la domanda che anticipavate del resto è questa: l'espresso rinvio ai principi contenuti in tale norma che disciplina le regole delle procedure selettive per l'accesso alla pubblica amministrazione potrebbe indurre o no a ritenere che le procedure di reclutamento anche nelle società partecipate debbano avvenire tramite il meccanismo concorsuale noto di cui è l'articolo 97 della Costituzione? Ma a me pare che questa soluzione non sia affatto scontata, stante la natura privata delle società, che peraltro rimangono libere nella definizione del procedimento migliore per la selezione del personale, è ovvio, rispetto di quei principi su esposti. Quindi sono completamente d'accordo col professor Bascati laddove scrive che il legislatore pare abbia posto più una regola di procedure selettive che una procedura di tipo concorsuale. E fermo restando ovviamente l'applicazione dell'articolo 2126, quindi il diritto alla retribuzione in caso di prestazione, di fatto i contratti di lavoro che stipula questa società vanno considerati nulli se sono stati stipulati in violazione di questa regola di cui abbiamo fatto cenno, quindi dell'articolo 19. E la nullità, come segnalato da molti autori, copre due macro ipotesi distinte. Una è proprio la mancata approvazione del regolamento, l'altra è l'assunzione, riguarda l'assunzione di persone realizzata senza attivare la procedura selettiva. Si dice che questi tipi di assunzioni avvengono in mancanza assoluta di strumenti idonei a individuare il lavoratore con il quale la società può validamente stipulare il contratto. E si precisa a questo riguardo però che in assenza del regolamento in materia di selezioni, ove la società poi in concreto abbia rispettato l'articolo 35,3 del testo unico sul pubblico impiego, il contratto di lavoro comunque non va ritenuto nullo, proprio perché l'individuazione del soggetto che deve andare a stipulare con la pubblica amministrazione è avvenuta nel pieno rispetto della norma legale, nonostante l'assenza della norma individuata dalla pubblica amministrazione e quindi del regolamento. Tutte le controversie relative alla validità dei provvedimenti e alle procedure di reclutamento, come sappiamo, sono di competenza del giudice del lavoro, non del giudice amministrativo. Questo lo prevede espressamente l'articolo 19,4, ma è una norma in realtà di mero recepimento di una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, stante appunto la natura nettamente privatistica delle società partecipate. Ma non mi sottraggo al dovere dei doveri e quindi a indagare i margini di applicabilità dell'articolo 19 in caso di progressione, in caso di avanzamento di carriera, in caso di promozione. Allora vediamo quali sono gli argomenti a favore, cerchiamo di entrare nel vivo del tema oggetto di indagine, ossia della disciplina applicabile in tema di progressione di carriera nelle società a partecipazione pubblica. Ebbene, se il meccanismo, e facendo tesoro di quella che è stata la premessa
a quello che andrò a dire, se il meccanismo del concorso pubblico in senso stretto, non è richiesto per l'accesso nelle società controllate, allora direi che non sarà di certo necessario per le progressioni di carriera. Ma questo non basta, occorre rispondere ad un ulteriore interrogativo. Ad una progressione di carriera è necessario o meno rispettare la procedura e le regole sul reclutamento dettate dall'articolo 19, oppure sia possibile per la società partecipata agire discrezionalmente. Ora, la questione, come anticipato, è controversa. Perché? Perché l'articolo 19 non disciplina espressamente la materia, nemmeno mediante un rinvio all'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001, che, come ricordato molto bene dalla professoressa Marina Nicolosi, disciplina l'istituto delle progressioni nell'ambito del lavoro pubblico, nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ad ogni modo, a favore di questa estensione del meccanismo selettivo anche agli avanzamenti di carriera nelle partecipate, potrebbe giurisprudenza di legittimità in alcuni passaggi, in materia però di lavoro pubblico, perché in materia di lavoro pubblico questa giurisprudenza ha attribuito, diciamocelo chiaramente, al termine assunzione una portata, un significato molto esteso, molto ampio e tale da ricomprendere le progressioni verticali, attesa quella che tutti voi avete citato, cioè la novazione del rapporto che ne consegue a seguito del nuovo inquadramento. Ora, secondo questa ricostruzione, però, rimarrebbero comunque fuori dalla portata dell'articolo 19 le progressioni orizzontali, le quali neanche nel lavoro pubblico costituiscono innovazione oggettiva. Una ricostruzione questa trova conforto in una certa giurisprudenza contabile e che ha assimilato gli inquadramenti in qualifiche superiori a nuove assunzioni e da qui ha ravvisato una responsabilità erariale in assenza di procedure selettive. Mi sto riferendo alla Corte dei Conti Sicilia, sezione giurisdizionale del 13 marzo del 2015, mi sto riferendo la numero 244, all'appello, cioè la Corte dei Conti Sicilia, 1 giugno 2017, numero 69. Ora, a ben vedere, questa lettura contro quelli che potremmo definire gli scivolamenti indiscriminati verso l'alto, no? Quindi contro forme di clientelismo. In altre parole, questa ricostruzione si concilierebbe meglio con la necessità di garantire i vincoli di spesa imposti dalle amministrazioni socie e che in qualche modo garantisce quindi uno dei principi che contrassegna tutto l'impianto del testo unico del 2016. Altro argomento a favore dell'applicabilità dell'articolo 19 si potrebbe invece rinvenire in quei principi affermati dalla Corte Costituzionale in più occasioni, laddove è stato precisato come la mera veste giuridica del soggetto non sia in qualche modo sufficiente a giustificare l'eliminazione dei vincoli pubblicistici. Nella giurisprudenza, diciamocelo chiaramente, la giurisprudenza costituzionale vi è qualche traccia di una distinzione tra carattere privatistico sostanziale che in qualche modo giustificherebbe l'allontanamento dei vincoli pubblicistici e carattere meramente formale che mal tollererebbe ampi impianti derogatori. Mi riferisco alle sentenze del 2006, più storiche risalenti, ma anche del 2015, del 2017. Non a caso, dalla natura sostanzialmente pubblica
del capitale impiegato da una società controllata siciliana, la Corte di Appello di Messina proprio pochi anni fa, nel 2020, ha fatto discendere l'applicazione dei principi pubblicistici, quelli del pubblico impiego privatizzato, ritenendo applicabile agli avanzamenti di carriera addirittura l'articolo 52 del testo unico del pubblico impiego. E così facendo, pertanto, derivare effetti solo economici dall'avvenuto svolgimento di fatto delle mansioni superiori. Ora però gli argomenti che precedono e che ho cercato in qualche modo di illustrare, anche ad avviso, direi soprattutto ad avviso della recente pronuncia della Corte di Cassazione, non sono così insuperabili. Pronuncia della Corte di Cassazione che peraltro ha cassato proprio la sentenza della Corte d'Appello che ho appena citato, di Messina. Allora, ed in effetti, a ben vedere, se noi andiamo a leggere l'articolo 1 del testo unico sulle partecipate, comma 3, e l'articolo 19, comma 1, queste norme stabiliscono che in mancanza di del testo unico stesso, di una regolamentazione derogatoria, in questo caso in materia di progressione, si applica le discipline generali del settore privato, come ricorda qualcuno, secondo il noto Brogardo, ubi lex voluit dixit, ubi noluit taquit. Del resto, questo lo sottolinea con forza e con estrema chiarezza la Cassazione, la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società. E in questo senso si tiene molto conto anche della diversità di disciplina collettiva applicabile, laddove solo quella disciplinata dal decreto 165 del 2001, quindi quella del settore pubblico, con riferimento alla classificazione del personale, tiene ampiamente conto della distinzione tra aree, tra livelli, posizione economica all'interno della stessa area. Anche la previsione dell'obbligo di contenimento dei costi, la Cassazione ci ricorda che questo obbligo non incide sul rapporto tra società pubblica e società privata partecipata e socio pubblico, pur potendo comportare evidentemente responsabilità erariali, incide su questo rapporto, ma non incide sulla validità degli atti adottati dalla società medesima. E rispetto alla preoccupazione, no, fondata di un possibile uso disinvolto, forse possiamo dire distorto, della disciplina delle mansioni, è stato obiettato che in tali casi, lo ricordava bene il professore Alessandro Riccobono, sussiste comunque un regime sanzionatorio che funge da deterrente. Qual è? È appunto la responsabilità civilistica, erariale direi in primo luogo, piuttosto che civilistica, in capo a chi ha agito in tal senso. E rimane anche spazio, è vero, per il rimedio civilistico della frode alla legge, da cui, come noto, consegue comunque la nullità dell'atto, no? Del negozio, perché è posto in essere al fine di eludere l'applicazione della norma imperativa, e in questo caso dell'articolo 19, ma sappiamo bene come questo rimedio civilistico, specie nel settore che a noi interessa, non è di facile applicazione. In terzo luogo, si potrebbe sostenere che nel settore che ci occupa, in caso di progressioni, non ci troviamo di fronte a una vera e propria assunzione, lo dicevate, ma a una mera prosecuzione, a una naturale, direi, prosecuzione di un rapporto già instaurato, diversamente da quanto accade nel settore pubblico. Quindi, in poche parole, non si instaurerebbe un rapporto distinto, autonomo rispetto al precedente. E questo, soprattutto se si accede alla tesi secondo cui non è richiesto per l'accesso alla partecipante il superamento di una procedura concorsuale in senso stretto, vale a maggior ragione. Dato peraltro confermato dall'attribuzione della giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure selettive di reclutamento. Ora, tra l'altro, lo accennava il professor Riccoboni in apertura,
lo approfondiva la professoressa Marina Nicolosi successivamente. La stessa regola prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato è messa in crisi dalla stessa riforma intercorsa sull'articolo 52 dopo la novella del 2021, che stando alla prima analisi, no, almeno già quello che è stato detto, non imporrebbe più neanche per le progressioni verticali la regola del pubblico concorso in senso stretto. Per carità, risultando comunque conforme all'impianto costituzionale, soprattutto al comma 4, no, che consente le deroghe qualora sussistano esigenze, giustamente notava la professoressa Nicolosi, di tutela dell'interesse pubblico. Ora, però cosa voglio dire? Voglio dire che l'evoluzione verso forme di selezione sempre più semplificate già all'interno del rapporto di lavoro pubblico privatizzato forse potrebbero giustificare maggiormente la scelta del legislatore del 2016 di non estendere tale meccanismo a società che hanno natura privata, per le quali evidentemente le esigenze di flessibilità risultano maggiormente apprezzabili. Ora, ciò non toglie, questo ci tengo a sottolinearlo, che le stesse società a controllo pubblico, pur non essendo tenute, secondo questa ricostruzione, rimangano comunque libere di dettare, ad esempio, nel regolamento i criteri e le modalità per la partecipazione agli avanzamenti di carriera, finanche estendendo, mutuando il meccanismo di reclutamento applicabile alle assunzioni e quindi i principi dell'articolo 35,3 del testo unico sul pubblico impiego. Rispetto a questa ipotesi però singolare, io mi sentirei di dire che in caso di progressioni avvenute in assenza o nel mancato rispetto della procedura dettata dalla società a controllo pubblico, la sanzione non dovrebbe essere automaticamente quella della invalidità della eventuale intervenuta assegnazione a mansioni superiori. Perché? Perché mancherebbe una copertura legislativa di questo tipo. Ora, per carità, rimarrà comunque evidentemente salva la responsabilità erariale di chi ha agito in contrasto e in difformità rispetto alle regole che si è autoimposta la società a partecipazione a controllo pubblico. E allora viene da sé che secondo la Cassazione citata del 2022, in assenza di una norma speciale come quella dell'articolo 52 del testo unico, in ragione anche della naturale, ontologica, profonda diversità tra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, non può che trovare applicazione alla disciplina dell'articolo 2103 del Codice Civile in materia di mansioni, applicabile al rapporto delle società a controllo pubblico proprio perché la partecipazione pubblica non muta la natura del soggetto privato della società. E in questo senso si è pronunciata anche una sentenza recente del Tribunale dei Cagliari del 2022, ma anche altri precedenti, che hanno riconosciuto il diritto alla promozione ex articolo 2103 del Codice Civile a un dipendente di una società in house, senza tuttavia, e questo è importante sottolinearlo a mio sommesso avviso, riconoscere il diritto alla conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminante, nonostante l'illegittima apposizione del termine. Ora, la questione, e ce lo dice anche la Cassazione, degli effetti che derivano dall'illegittimo utilizzo da parte di questi soggetti, cioè delle società a partecipazione pubblica, delle forme di contratto di lavoro flessibile, ha interferito molto e molto spesso con quella delle progressioni di carriera, perché in materia di conversione invece è stata fatta ampia applicazione della regola sul reclutamento e dell'apparato sanzionatorio speciale ad essa collegato. E per questo, a mio avviso, merita una annotazione breve finale, che secondo la più recente giurisprudenza, in sostanza,
La conversione del contratto sarebbe impedita non tanto dall'articolo 36 del testo unico, che fissa, come noto, il divieto espresso di conversione, ma a cui non rinvia la normativa sulle partecipate, quanto proprio dall'articolo 19, cioè dalla norma di cui si discute oggi, con la quale il legislatore, abbiamo più volte detto e sentito oggi, ha imposto alle società a controllo pubblico di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale rispettosi dei principi e dei criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità. Ora, qui ci sarebbe quindi un problema di validità del contratto, a differenza di quanto accade in caso di assegnazioni a mansioni superiori. Cioè, stavolta, come dire, la regola del reclutamento opererebbe perché ci troveremmo di fronte a un nuovo rapporto. Un rapporto a tempo indeterminato, appunto, che sorgerebbe in ipotesi di conversione senza rispettare le regole sul reclutamento e per questo nullo. Ora, questo ragionamento può anche essere apprezzato quando il contratto a termine è stipulato senza il rispetto della regola sul reclutamento, oppure quando è stipulato e la selezione ed è frutto di una selezione che è finalizzata esclusivamente all'assunzione di lavoro a termine. Mi chiedo però se il contratto a termine è stato stipulato a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica, con soggetto, chiamiamolo idoneo, nell'ambito di procedure per posto a tempo indeterminato. La conversione giudiziale del termine nullo per violazione delle regole generali sul contratto a termine, non sull'articolo 19, o addirittura, a maggior ragione, la conversione negoziale del rapporto a termine valido sarebbero possibili. Ed in quest'ultimo caso siamo sicuri che si tratterebbe di un atto di costituzione del rapporto di lavoro, o forse ci troviamo nell'ambito degli atti di gestione del rapporto, non rientranti quindi e nuovamente nelle maglie dell'articolo 19? In altre parole, siamo sicuri che si tratterebbe in quest'ultimo caso di innovazione vietata? O si tratterebbe forse più semplicemente di una modificazione accessoria dell'obbligazione, come l'eliminazione del termine appunto? Certo, mi direte, rimane il tema dei vincoli di spesa, il tema di vincoli di spesa pubblica. Ma la Cassazione più recente ci ha ricordato che questi vincoli, questi obblighi incidono sul rapporto che vincola il socio pubblico alla società e può comportare anche responsabilità erariale, ma non incide sulla validità degli atti adottati dalla società, in questo caso sull'atto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Ora, in questo quadro così, come dire, frastagliato, di difficile lettura, una cosa però mi pare certa, anche se arriviamo a negare in ogni ipotesi, in tutte le ipotesi rappresentate, la conversione del contratto a termine, resta ferma, salva, a mio avviso, la possibilità di richiedere il risarcimento del danno cosiddetto comunitario in caso di legittima successione dei contratti a termine, sulla scorta di quanto accade nel lavoro pubblico privatizzato, ma non in ragione dell'articolo 36 del testo unico, che evidentemente non può essere applicato e non può essere invocato, ma secondo le norme generali, pena la violazione del diritto euro-unitario. Io vi ringrazio per avermi dato la parola e se siete d'accordo chiudo qui il mio intervento. Grazie al professore Preterotti che non è venuto meno alle attese, cioè nel senso che ha dipinto lo scenario abbastanza complesso. Le società partecipate partendo da una cosa fondamentale, cioè capire a chi si applichino le disposizioni, perché c'è un po' come dire di confusione. Se la parola pubblica è tutto è pubblico, e invece insomma ci sono, volendo schematizzare, almeno tre pubblici: un pubblico in senso stretto, un pubblico in senso allargato e suprallargato, cioè quello soggetto al controllo consolidato, bilancio consolidato, tra altre cose, che pone un problema, non è tema di oggi, sul famoso rispetto di 240.000 euro annui, perché insomma
di monumenti a carico della finanza pubblica. Ma mi è rimasto un po' di tempo e quindi mi permetto insomma di dire due cose, di esprimere due osservazioni. Le tre relazioni, perché anche su Ricco Bono ha fatto una relazione temporalmente più limitata, però insomma quello è, hanno suggerito moltissimi spunti. Io così vado in maniera un po' anche non ordinata, ma individuo quelli che sono i punti importanti. Il primo aspetto è quello che è emerso in maniera chiara dalla relazione della professora Nicolosi, è il tema del rapporto progressioni di carriera, formazione e dato organizzativo, perché questo è un aspetto fondamentale. Ecco, poi qua io condivido l'aspetto formale, cioè la forma della ricostruzione, condivido le riflessioni, sul piano sostanziale sono meno ottimista, cioè nel senso che il modello astratto sicuramente è un modello che rispecchia un'esigenza, che è un'esigenza di valorizzare gli interni. Dall'altro lato, quello che mi preoccupa, ma da dipendente pubblico e da persona che ha avuto, come dire, qualche ruolo gestionale nel pubblico, è come effettivamente venga in concreto utilizzata questa leva. Perché il modello astratto è perfetto, la professione Nicolosi l'ha detto in maniera esemplare, cioè io definisco sul piano organizzativo che cosa mi serve, dopodiché attivo le procedure e seleziono quelli che sono i migliori interni, nel famoso del 50% depurato secondo le indicazioni che lei ha dato, e poi in questo modo, e questo diceva anche Alessandro Riccobono, il professor Riccobono, non c'è un problema di sovrinquadramento perché io effettivamente scelgo le persone che mi servono e li inserisco in quelli che sono i vari posti. Ecco, il tema è che questo modello astratto deve essere mantenuto in concreto, perché se così non è, voglio dire, salta tutto. E quella che io mi permetto di pensare è questo, che ci sia una rincorsa verso l'alto a prescindere da quella che viene definita una mappatura di carattere organizzativo. Questo è il grande, come dire, è il grande rischio che io vedo. Ed è la ragione per la quale io ero molto critico, purtroppo sono un po' duro, e rimango critico nei confronti di queste progressioni di carriera. Se la critica alle progressioni di carriera nel regime ordinario è forte, fortissima è quella relativa alla norme di prima applicazione dei contratti collettivi. Perché come ci ricordava il professor Riccobono, è una prima applicazione che va fino al 2024, funzioni centrali, 2025 funzioni locali e sanità. È un transitorione, passatemi il neologismo. E questo vuol dire qualche aspetto, qualche problema di deroga, della deroga rispetto al principio costituzionale, dal mio punto di vista, qualche problema lo pone. Riconoscendo però quello che è stato il grande lavoro che ha fatto l'ARAN nella parte pubblica nei contratti collettivi nazionali, perché è emerso un po' da tutti, cioè, e qua credo fosse sempre il professor Riccobono che lo ricordava, il professor Nicolosi, insomma, diceva attenzione, noi leggiamo il decreto 80 come è stato emanato e leggiamo la legge 113. Andiamo su normativa, la parte in neretto è la parte molto corposa. Quella parte che prevedeva il reinquadramento automatico è una, come dire, è un cerino acceso che l'ARAN si è trovato in mano, come l'ARAN si trova in mano la tornata precedente l'applicazione dell'accordo del 30 di novembre del 2016, quello sull'estensione delle materie negoziabili. Ma rimanendo su questo punto, l'operazione quindi che ha fatto l'ARAN è stata quella in qualche misura, di trovare una soluzione che sul piano costituzionale ha un senso, cioè non reinquadramento automatico, ma reinquadramento che in realtà avviene sulla base di una procedura che però non è selettiva, è meramente valutativa. E qua si apre, come dire, l'altro problema. Dopodiché la clausola contrattuale dice anche
ma è descrittiva, la fase di contratto lo dice ma non aggiunge niente, però insomma dà un segnale forte quando dice che le amministrazioni in via di autotutela possono revocare le procedure già bandite, cioè dice l'ovvio in qualche misura, ma in qualche altra misura è un segnale politico chiaro nel senso di estendere ed ampliare quelle che sono e comunque di riconoscere in qualche misura di fatto la corsia preferenziale a queste procedure. Credo che spetti alle pubbliche amministrazioni, alle singole amministrazioni, mantenere il punto. Dopodiché, anche oggi è emerso, sempre sul tema dell'ARAN, qualche riflessione in relazione ad alcuni orientamenti, alcuni pareri, perché bisogna anche capire il perché, secondo me, di certe, perché di certe affermazioni. Perché l'ARAN ha fatto un grandissimo lavoro, dopodiché viene preso in qualche misura in contropiede con la domanda dell'ultimo secondo. E magari anche quello che viene detto come ipotesi in un convegno, in una relazione, come può essere quella di noi oggi, ma poiché è ARAN che parla, diventa di per sé un qualche cosa, orientamento consolidato, tanto mediatico. Se poi per caso viene formalizzato e un secondo dopo ci si rende conto che probabilmente non è proprio così, insomma ormai il recinto è stato aperto. Quindi insomma anche sotto questo profilo, insomma, credo che vadano anche capite e possano essere ripensate anche certe, come dire, soluzioni espresse con una certa fretta. José Nicolosi ha messo in evidenza, per la mia riflessione, un altro aspetto importante, cioè da un lato non si può criticare il concorso perché mi analizza, mi valuta soltanto le conoscenze, dopodiché è emerso da parte di tutti e che non sono soltanto, si sta passando dalle competenze, dalle conoscenze alle competenze. E poi dall'altro lato si fanno le barricate sul titolo di studio, perché qua voglio dire bisogna fare pace. Se fossi giù nelle pace col cervello, perché voglio dire, perché se tu mi ancori il dato formale, allora il concorso voglio dire, è insuperabile. Se vai su un dato di effettività, allora puoi in qualche misura allentare il vincolo concorsuale e in questa misura però anche l'aspetto del tuo di studio in qualche misura può essere depotenziato. Questo è un dato titolo di studio ed eroga che sempre però tra altre cose l'abbiamo nella fase transitoria, perché nella fase a regime quando la norma mi parla di ulteriori titoli evidentemente presuppone il fatto che quelli di base tu li abbia. Anche sotto questo aspetto già nella prima fase c'era qualcuno che leggeva la previsione in maniera diversa. Arriviamo al quarto punto, innovazione sì, innovazione no. È bellissima questa cosa, perché questo tema innovazione sì, innovazione no mi ricorda un po' altro tema, mobilità, dopo la modifica dell'80, ci sono nel contratto sì, sono nel contratto no? Forse dobbiamo prendere atto che c'è un regime particolare, un regime speciale, un regime... dopodiché gli argomenti che il professor Riccobono ha espresso, mi riferisco al canale 35 in particolare, letti da lui in un modo, da Sandro in un modo opposto, sì, qua come avrebbe detto il compianto professor Giorgio Ghezzi, dipende quale cassetto apri, no? E poi sulla base del cassetto esprime, ma proprio perché il dato, diciamo, semantico di per sé letterale è abbastanza, credo che ci debba essere un dato strutturale, cioè un dato che prenda atto di quello che è un dato organizzativo, cioè che secondo me il ragionamento, poi ovviamente è una riflessione così a caso sto facendo, da legare non solo e non tanto all'interpretazione della norma, ma è una logica sistematica del fatto che io compio attività diverse comunque in un contesto organizzativo che è un contesto di macro-organizzazione. Dopodiché il professor Riccobono mi sta già obiettando, ma attenzione però in realtà non è detto che sia macro, potrebbe essere anche micro, perché nel momento in cui tu definisci un'articolazione interna, quello è, e poi mi sta anche per dire, ma attenzione guarda perché in realtà siamo di classificazione personale e contrattuale,
e quindi mi potrebbe dire cosa stai dicendo. Cioè sono perfettamente consapevole di questo profilo, cioè credo che su questo aspetto di trovare la sintesi tra quelli che sono i due momenti siano un aspetto importante. Dopodiché, e iniziamo a chiamare anche il professor Preterotti, cioè, tra le altre cose su cui ha tirato un gancio anche su quello che è il lavoro pubblico, perché ci ha ricordato che cosa? Che il termine assunzione è inteso in senso lato dalla giurisprudenza, tant'è che gli incarichi 7,6 sulla base di questa interpretazione vanno a tecnico, mi scuso, cioè sono di competenza del giudice amministrativo. E allora in questa prospettiva, anche se noi arriviamo a riconoscere, io sono più, come dire, maenardiano che non riccoboniano, mettiamolo in questo modo, ma insomma però cioè, si può sempre cambiare idea, cioè, per questo aspetto organizzativo. Però il tema della giurisdizione poi se non mi cambi quello, in realtà cioè, alla fine il TAR, così di Stato, con le loro categorie, voglio dire, analizzano la questione. E allora cos'è una giurisdizione per materia? Probabilmente sì, però insomma questo è l'altro snodo. Io sotto questo profilo, e quindi ribaltando, sono perplesso sulla Cassazione che dice che assunzione va inteso in senso lato, perché assunzione è assunzione, cioè quando noi spieghiamo agli studenti lavoro privato, diciamo l'assunzione è quella che avviene con un contratto di lavoro subordinato, altrimenti sono contratti di altro tipo. E quindi questo è un altro nodo insomma, non irrilevante, di indubbio rilievo. Dopodiché partecipate, bellissima è stata anche questa relazione. Credo che la Cassazione abbia espresso un giudizio ragionevole, nel senso che il 1° dicembre si è giunta ad una soluzione ragionevole, perché cioè, quando la norma mi dice si applicano le norme del privato fatte salve l'eccezione riguarda l'assunzione e quindi insomma no, ecco, sono perfettamente d'accordo anche sul fatto quando si dice beh, se viene violata la procedura espresso per i contratti a termine, viene violata la procedura non di assunzione, non c'è la conversione, non perché applichi il 36 che non puoi applicare, ma perché c'è una nulità di diritto comune fondamentalmente adesso, e quindi sostanzialmente applichi il 2126. Bene. E mi trovo d'accordo. La cosa sulla quale invece, insomma, su cui invece io mi sento di aprire cioè di un ragionamento, è quando il professore Preterotti dice ma può accadere che gli enti si autovincolino. Può accadere, in realtà, almeno lui ha detto poche volte, io ho un polso diverso, ci è capitato molte volte che gli enti si autovincolino. E si autovincolano perché? Perché si autovincolano che ritengono che il concorso o la procedura sia di maggior tutela. Poi a un certo punto si dimenticano quello che ha indicato lo statuto e il regolamento. E magari si dimenticano perché diciamo che è un po' troppo stringente questo statuto e non permette di individuare la persona che da un punto di vista di fiducia oggettiva collima con gli aspetti di fiducia soggettiva. Adesso insomma non vado più nel dettaglio perché avete capito dove voglio parare. Allora, io credo che in questo caso il professor Preterotti diceva sì, c'è un tema di responsabilità contabile, c'è anche un tema di responsabilità penale, perché è vero che l'abuso d'ufficio è stato modificato, ma soprattutto negli enti locali molte volte molti processi penali si basano contro amministratori locali che hanno scelto in maniera non pienamente conforme a come siano autovincolati, e in questo il pubblico ministero ha individuato il reato. Dopodiché, insomma, questo è
tant'è che anche la sentenza della Corte sull'abuso d'ufficio, quella di inizio 2022, si basa su una fattispecie che parte da una previsione di autovincolo regolamentare. Ma arrivo al punto. Io credo però che in questi casi, laddove io mi autovincoli, ci sia comunque un tema di invalidità civilistica del contratto, perché non ho seguito quelle che sono certe regole. Dopodiché, qua la questione è una questione di contenzioso civile, cioè ci vuole qualcuno che in qualche misura la faccia valere, perché altrimenti tu applichi, cioè, continua il rapporto per poi trovarti alla fine magari con un contratto che viene dichiarato nullo e con applicazione comunque del 2126, perché di fatto la prestazione in qualche misura è stata resa. Quindi questo voglio dire, questo è l'altro, come dire, è l'altro aspetto che in misura significativa mi ha colpito, sul quale, insomma, perché quando noi ci capita di in qualche misura di fare consulenza agli enti, diciamo, perché autovincolarsi. Ma molte volte il problema cos'è? Che arrivano dei nuovi su un vincolo dei vecchi, e cambiare un vincolo prodotto dai vecchi politicamente non è sempre così semplice, e quindi tu e molte volte si mascherano sul tema giuridico, ma giuridicamente tu lo puoi sicuramente cambiare e modificare. Detto questo, io, come dire, le riflessioni che avevo le ho espresse, sono, come dire, in logica costruttiva, nel senso che sono punti di tensione dove, insomma, dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di arrivare a una part construence, non destra, perché destra sono tutti capaci, cioè cercare di arrivare, come dire, al punto. E sicuramente in tutte queste mie riflessioni c'è anche un po' il retaggio di un'ex parte pubblica che ha la paura di un'invasione di campo, perché, e veramente chiudo, poi se qualcuno intende, uno di voi, insomma, intende replicare, ovviamente, cioè, credo che si sia voluto risolvere un problema reale in un modo non congruo. Cioè, mi spiego. Fermo restando che una nuova area di elevate qualificazioni è sicuramente importante, anche se, per esempio, in alcuni casi funzioni locali abbiamo delle aree di funzionari e delle elevate qualificazioni dove le posizioni organizzative sono automaticamente in quest'area, quindi in realtà un'area in più in quel caso non c'è, ma anche sotto questo profilo è passata la valle da Corte dei Conti, è tutto, ma voglio arrivare a questo punto, cioè c'è un tema retributivo, cioè allora se la retribuzione dei dipendenti pubblici è bassa, ed è bassa in un sistema Italia in cui il costo della vita in Italia è diverso, cioè voglio dire, noi parliamo da 4 città diverse che hanno 4 costi della vita diversi, e la retribuzione è uguale, quindi questo è un tema, e quindi una sfida che non è stata accolta era quello, e una logica anche di efficienza, era quella di mettere, questo l'ho detto anche altre volte, se ha dell'economia l'amministrazione, di distribuire al personale in qualche misura, perché questo può avere un rilievo, altrimenti tu promuovi per retribuire di più, e questo si slega da che cosa? Molte volte le agenti organizzative, da formazione e quant'altro. E l'altro aspetto da sbloccare è la formazione, perché se tu fai un investimento sul capitale umano, che è una formazione utile all'amministrazione, nel corso di cucina, che in alcuni casi, no, non banalizzo, ma insomma, la formazione a catalogo, che faccio, cioè, in questa prospettiva devi fare un investimento di lungo periodo. Prima se Nicolò regala il piao a molti non piace, a me piace. È una sfida, dopodiché, insomma, se ragioniamo in logica tempitiva non è da nessuna parte. Se lo sfruttiamo, secondo me, può essere una bella cosa. Non so se qualcuno vuole intervenire, vuole replicare. Altrimenti, se, come dire, sulla base del silenzio assenso,
cioè senza senso che so parlare. Io vi ringrazio sinceramente e nuovamente, anche oggi è stato un bellissimo pomeriggio, cioè tanti elementi sono, come dire, sono emersi. Aspettiamo le vostre relazioni perché poi le pubblicheremo nel clip che è arrivato finalmente il secondo l'anno scorso, da qualche tempo. Niente. E passo la parola alla collega Zilli per le vere conclusioni. Grazie di nuovo a tutti e a tutti. Grazie al professor Boscati e agli ospiti di questo pomeriggio. Le conclusioni che mi spettano sempre. Oggi avevo avuto anche tante cose da dire, perché ci dimentichiamo che qualcuno è rimasto nei meccanismi degli scatti di anzianità e che comunque fra 5 anni, ops 2 anni, ops 1 anno, questi sistemi andranno ad esaurimento, per cui poi resterà da vedere che cos'altro ci inventeremo per recuperare quella questione di stipendi bassi che riguarda il pubblico, il privato e che insomma non lo vedo solo io, oggi sono arrivati i coefficienti di rivalutazione del TFR che ormai sfiorano il 10%, per cui di questo stiamo parlando. Ringrazio allora moltissimo i colleghi e amici e ricordo a tutte e a tutti che Clip ha appunto un forte supporto cartaceo. Abbiamo appena dato alle stampe i volumi della prima edizione, Clip 1, Clip 2 del 2022 e i colleghi saranno super solerti a consegnare in tempo i loro saggi di modo che il 2023 sia altrettanto ricco. Al prossimo appuntamento risolviamo una questione che è già aleggiata oggi. Il fantasma che si aggirava per i nostri schermi era l'esercizio di fatto delle mansioni e lo affrontiamo il mese prossimo, esattamente fra 4 settimane, il 18 febbraio, dalla Università di Taranto. Torniamo dalla collega Riccardi che ci farà piacere reincontrare. Grazie a tutti e a tutti, buon pomeriggio.